I tre segretari provinciali ed i vertici locali di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, seduti fianco a fianco alla presentazione della candidatura di Antonello Baseggio. Arriva da Ponzano la prima istantanea di un centrodestra unito in un momento in cui la coalizione è dilaniata come non mai nella scelta dei candidati sindaco. Siamo uno dei primi pochi comuni in cui le segreterie di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega si uniscono per sostenere un sindaco uscente, e quindi io sono onorato di questo. Poi c'è anche la componente civica di Progetto in Comune, che è quella parte civica in cui le persone vogliono aderire a sostenere un sindaco non riconoscendosi in un partito, ma comunque ritenendo che l'operato del sindaco uscente sia stato valido, e quindi una forza in aggiunta in più. Sorrisi e strette di mano alla ricerca di una quadra nei 55 comuni al voto nella Marca l'8 e il 9 giugno. A Ponzano ci abbiamo messo 10 minuti per trovare, una quadra. Noi di Fratelli d'Italia, come diciamo sempre, partiamo dalle idee, dalle persone e poi dai ruoli. Questo, come appunto dicevo prima, è il primo candidato sindaco che presentiamo come coalizione di centrodestra. Stiamo lavorando perché sia il primo di una lunga serie e non sia, il primo e ultimo caso. Fratelli d'Italia, come ribadito dal coordinatore regionale De Carlo, pronto anche a fare un passo indietro nel nome dell'unità del centrodestra, ma fuori da Ponzano. La strada non è in discesa, con il caso eclatante di Vittorio Veneto, dove Forza Italia pare intenzionata ad appoggiare l'espulso da Re. Abbiamo domani mattina un incontro importante. Sappiamo tutti i rapporti personali e umani che abbiamo con Toni da Re a Vittorio Veneto. Tra l'altro io sono sindaco di un comune molto vicino a Vittorio Veneto. Dispiace che ci sia stata questa spaccatura nella Lega e che oggi noi ci troviamo a dover decidere tra appoggiare Toni da Re Posocco, che doveva essere candidato sindaco di tutti, oppure guardare verso il centrodestra. Il segretario provinciale del Carroccio cerca di buttare acqua sul fuoco. Ai comuni sopra i 15.000 abitanti la gestione se la sono riservata alle segreterie regionali. Su Vittorio Veneto la situazione è più delicata rispetto a quello che è successo anche con Toni da Re, e quella magari sta tenendo un po' bloccate anche altre realtà amministrative locali. Speriamo si risolva in fretta e si riesca ad andare oltre a questo momento di apparente impasse, che poi di fatto non è un impasse, ma sono momenti in cui si stanno facendo delle scelte.